Nella sala metallica del Centro Culturale Leonardo da Vinci si è tenuta l'inaugurazione della mostra personale di Anna Torriero. Vediamo il servizio. L'esposizione di Anna Torriero rientra nella rassegna d'arte moderna e contemporanea denominata Arte, promossa dall'assessorato alla cultura dell'amministrazione comunale di San Donà di Piave. L'artista Anna Torriero, dopo l'esordio nel clima dell'arte concettuale, ha trovato una collocazione di riguardo tra gli artisti della nuova generazione dopo varie esposizioni. È una pittrice curiosa, nel senso che l'operazione che fa è di spostamento rispetto al rapporto con il quadro. Eravamo abituati che il pittore lavora sul quadro e poi se ne distacca. In questo caso qui il gioco è più complesso. Veniamo coinvolti, cioè la tela è nera dove tu puoi costruire, prendendo dei pezzi a parte, puoi costruire un quadro come ti pare, ti piace, portartelo a casa oppure cambiarlo se la tua giornata non è delle migliori. Questo perché? Perché la possibilità è data attraverso un tableau che è magnetizzato sul fondo e i pezzi sono anche loro magnetizzati, quindi si possono spostare da un punto all'altro e restano attaccati al quadro, alla superficie. Nel 1983 abbandona il campo espositivo per dedicarsi totalmente agli studi di simbolismo estetico iniziatico. Forte di questi anni di intensa ricerca, riprende ad esporre nel 1992 alla Galleria Tauro Arte nella collettiva Grande Formato. Ora, lavorando a tempo pieno ai suoi progetti artistici, partecipa regolarmente a iniziative espositive nazionali ed internazionali. Poi c'è anche un rapporto di natura psicologica, dove tu costruisci il gioco che ti pare e ti piace. Quindi, mentre di solito ti trovi di fronte a un quadro e devi accettarlo per quello che è, bello o brutto che sia, qui tu puoi intervenire. Quindi tu puoi risolvere, puoi correggere al limite quello che non ti va, ma puoi correggere anche il pittore. Ecco, questa mediazione sta tutto lo scarto e lo scatto della sua opera, della sua originalità, che è un intervento dove tu puoi essere partecipe. Non solo spettatore, ma partecipare, modificare e creare un quadro oppure un'interpretazione come meglio si sente. La mostra rimarrà aperta con ingresso libero dal 7 al 22 gennaio, dalle ore 17 alle 19.